Buonasera, bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Parliamo di sanità, perché? Perché ci sono delle novità, abbiamo visto il nuovo governo ha messo subito in pratica quelle che sono le proprie idee per quanto riguarda la pandemia, quindi restrizioni minori e possono tornare al lavoro anche i medici, gli infermieri che non si erano vaccinati. Sicuramente questo porterà forze in più in corsia, ma d'altra parte sono state tante le polemiche dal punto di vista di chi insomma crede molto nella vaccinazione e non trova giusto che ci sia questa differenza tra chi si è vaccinato e chi non lo ha fatto. Siamo con Pierluigi Benvenuto, responsabile sanità della CGIL di Pordenone. Allora partiamo da qui, benvenuto da questa insomma novità, che cosa cambia e come l'avete accolta anche come sindacato. Buonasera a tutti intanto. Cambia che adesso gli operatori che sono stati sospesi perché non sono stati vaccinati, non hanno voluto vaccinarsi, saranno reintegrati sul posto di lavoro. Dobbiamo fare una differenza tra i due tipi di operatori, quelli che hanno l'ordine professionali, quindi infermieri, tecnici di laboratorio, fisioterapisti, medici, che per il reintegro comunque deve passare da una delibera del proprio ordine perché sono stati sospesi dall'ordine, mentre gli altri operatori, quelli che non hanno un ordine professionale, sarà l'azienda che deve fare un decreto o comunque dovrà fare una disposizione di reintegro. Come sindacato come l'abbiamo presa? Faccio una premessa che l'ho sempre detta fin dall'inizio: io sono contro i fondamentalismi che vuol dire sia quelli Novax sia quelli Sivax, ma non perché sono contro il vaccino, anzi sono esempio di uno che si è vaccinato con tutte le dosi possibili, antinfluenzali, insomma, quindi non è, parlo proprio con cognizione di causa. Dico che in questo momento dove le vaccinazioni, parlo esempio di tutti gli operatori che hanno fatto la terza dose a fine dell'anno scorso, inizi di quest'anno, hanno una protezione che è ormai pari a zero, che è simile a quella di chi non è vaccinato. Sicuramente mi metto nei panni delle persone vaccinate che dicono: noi abbiamo seguito le indicazioni della scienza, non le indicazioni di un direttore piuttosto che della scienza. Diceva che il vaccino serviva, e sono convinto anch'io che serviva, che ha servito per affrontare la pandemia, che si trovano colleghi che rientrano che non sono vaccinati. Vero dall'altra parte che queste persone sono state senza uno stipendio per scelta personale, nessuno li ha obbligati a non stare senza stipendio, insomma. È veramente difficile prendere una posizione, dico, di contrarietà o non contrarietà. Spero che ci sia come dire, un pensiero comune di far fronte, come dire, alla carenza di personale. Queste persone comunque servono perché insomma, anche se sono poche o tante, insomma, in ASFO si parla di una sessantina di persone, tra cui 20 infermieri, il restante medici, piuttosto che operatori sociosanitari, piuttosto che altre figure di altri tipi di professioni, quindi una goccia nella carenza, però una goccia che può aiutare. Il sindacato insomma difende un po' tutti i lavoratori, quindi anche voi vi siete trovati in questa situazione di dover difendere in un certo senso, anche se la legge era abbastanza chiara, anche chi non si era vaccinato, quindi immagino che le telefonate insomma in questi mesi siano state parecchie anche da questo punto di vista. Ecco, che cosa vi dicono adesso questi infermieri che possono tornare al lavoro? Ma guardi, guardi, allora il sindacato difende tutte le persone, dipende, non è che difendiamo anche l'indifendibile. In questi 2 anni, da quando è entrata in vigore la legge sull'obbligo vaccinale, le persone che hanno chiamato il sottoscritto, io davo le spiegazioni tecniche della norma. Poi ognuno era libero di fare le proprie scelte in assoluta libertà, e io potevo condividerlo o meno, però io spiegavo cosa voleva dire il non essere vaccinati. Adesso, in questi giorni qua, qualcuno mi ha chiamato dicendo: adesso cosa facciamo? La cosa che ho risposto: ma perché il decreto è stato fatto lunedì, so che l'azienda sanitaria si sta riunendo in queste ore proprio per capire come fare, come applicare questo decreto. Spiegavo prima,
quelli i professionisti che hanno un ordine saranno gli ordini che daranno la disposizione di reintegro. Sul resto l'azienda stava leggendo, stava studiando, perché effettivamente il decreto dice che vengono riammessi, però senza spiegare come. Sarà da accompagnare questo reintegro, perché probabilmente alcuni non si troveranno più nel proprio posto di lavoro originario, perché in qualche caso sono stati coperti quei posti, saranno messi a disposizione dell'azienda che li utilizzerà, li riimpiegherà dove c'è bisogno, e credetemi c'è bisogno da tutte le parti, insomma, quindi dovremmo affrontare la carenza del personale a prescindere adesso dal reintegro. Questo è un problema che prima o dopo andava affrontato, anticipato di 2 mesi, ripeto, no, ero straconvinto che questa compagine di governo avrebbe comunque abolito questa norma. Allora, abbiamo parlato di infermieri, l'ordine delle professioni infermieristiche in Friuli Venezia Giulia, anche a Pordenone, guidato da Luciano Clarizia, molto si era speso per battersi appunto per il vaccino, insomma, con le sospensioni di cui insomma accennava anche lei, quindi diciamo un pugno di ferro di più rispetto all'ordine dei medici. E allora adesso vi proponiamo le due facce della medaglia: da una parte chi era stato sospeso ed ora può tornare al lavoro come il farmacista Fabio Lafalce, dall'altra chi come il presidente Clarizia non è assolutamente d'accordo con questa introduzione del governo. Sentiamo. Che sentimento si prova a rientrare sul posto di lavoro dopo mesi di sospensione? Beh, in realtà i momenti difficili sono stati quando ci hanno allontanati dal nostro posto di lavoro. Oggi rientriamo con una consapevolezza ancora più forte sul fatto che avevamo ragione noi. Nessun vaccino previene la trasmissione del virus, motivo per cui il vaccino e l'obbligo non avevano nessun razionale scientifico, ma è stata solamente una scelta ideologica e politica. Oggi rientriamo sul posto di lavoro con maggiore consapevolezza, maggior cultura, abbiamo studiato in questi mesi, ci siamo dati da fare. Quello che speriamo è che si possa assistere finalmente, speriamo, a un confronto reale su quella che è l'utilità, l'efficacia e soprattutto la sicurezza di questi vaccini. Un pensiero lo voglio anche mandare a tutte le persone che sono state costrette a farsi il vaccino e che hanno subito danni. A loro va un pensiero importante. Alla loro salute dobbiamo dare delle risposte. Per cui veramente spero che con animi sereni da entrambe le parti, da entrambi gli schieramenti che hanno creato in maniera artificiosa in questi anni, si possa dare risposte a chi adesso ha dei problemi di salute importanti. Con un decreto lampo il governo ha deciso di reintegrare i sanitari Novax che erano stati sospesi correttamente perché non avevano voluto rispondere alla medicina, alla scienza, e quindi messo e continuando a mettere in pericolo la vita dei più fragili. Dispiace a me personalmente che ci sia stata questa scelta del governo, a mio avviso veramente illogica, una scelta che in realtà non servirà neanche a coprire i famosi buchi di personale che oggi abbiamo, perché è una piccola percentuale di questi ed è un numero irrisorio. La maggior parte dei Novax, ricordiamo che sono persone sanitarie anche in quiescenza, e quindi capite che effettivamente gli ospedali, le aziende, le case di riposo nulla guadagneranno da questo reintegro, però sicuramente si metterà in pericolo ancora di più la vita delle persone, dei più fragili, perché avremo persone nelle corsie che non solo non credono nella scienza, ma per di più, non essendo vaccinate, sicuramente saranno molto più a rischio sia per loro che sicuramente per i pazienti. E queste insomma le parole del presidente Clarizia, ecco, benvenuto. Sì, allora anche qua dovremmo fare una riflessione. L'ordine degli infermieri, sia regionale che provinciale ovviamente, di cui io sono iscritto, è stato uno di quelli più fermi nell'applicare la norma, cosa che non hanno fatto altri ordini, sempre della provincia o della regione. Noi abbiamo sempre segnalato e denunciato questo atteggiamento diverso tra ordine e ordine dei medici, che hanno sempre aspettato, come dire, di vedere le cose, ordine di altre professioni sanitarie. L'ordine degli infermieri hanno sempre applicato in maniera molto, molto ferma questo. Non mi sento di dire giusto o sbagliato, insomma, c'era una norma da applicare, c'era una legge e l'hanno applicata. Adesso scelta illogica di questo governo.
non lo so se è illogica o non illogica. Certo è che fra il 31 dicembre, quindi vuol dire fra 60 giorni, la norma precedente decadeva. Io non mi sono stupito. In campagna elettorale la compagine che governa il paese l'ha sempre detto, ma non solo in campagna elettorale, anche prima, che era contraria a questa norma dell'obbligo vaccinale. E meno male che hanno fatto retromarcia sui dispositivi di sicurezza, sulle mascherine. Questo sì, sarebbe stata una scelta illogica togliere l'obbligo delle mascherine nelle strutture sanitarie, nelle RSA e nelle case di riposo, perché è fondamentale mantenere i dispositivi di protezione individuale, le mascherine all'interno delle strutture sanitarie, perché è lo strumento che permette di non trasmettere il virus e di proteggere le persone. Questo qua è stata la scelta iniziale di dire liberiamo tutti, era una cosa, questa sì, illogica e fuori anche da ogni, come dire, logica di protezione delle persone, sia degli operatori ma soprattutto dei pazienti e delle persone fragili. Meno male che questo è stato mantenuto, e spero che venga mantenuto non fino al 31 dicembre ma non dico per sempre, sperando che insomma di poter vivere una vita normale dal punto di vista pandemico, però di mantenere questo tipo di atteggiamento per la tutela di tutti, operatori ma soprattutto delle persone fragili. Grazie, allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi ritorniamo a parlare perché ci sono anche delle ricadute con insomma, il reintegro di queste persone, ci sono naturalmente ancora delle ombre che non riguardano solo il Covid, che rimangono nella sanità anche dell'addestratagliamento. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora in compagnia di Pierluigi Benvenuto, responsabile della sanità del Friuli Occidentale per quanto riguarda la CGIL. Abbiamo parlato nella prima parte insomma, del reintegro delle persone, degli infermieri, dei medici, operatori sociosanitari non vaccinati che possono tornare a lavorare in corsia. Insomma, ecco, questo come potrà anche influire, perché se da una parte insomma, c'è la polemica sul fatto che non si erano vaccinati e possono tornare a lavorare, dall'altra c'è il fatto di forze che arrivano in un settore dove sappiamo che la carenza di personale è ormai più che cronica. Ma infatti, allora noi stiamo vivendo una situazione veramente drammatica di carenza di personale, e questo deriva ormai da 3 anni, 4, sicuramente la gestione Polimeni, insomma, non me ne voglia, non voglio fare stalking all'ex direttore generale, però la gestione Polimeni con l'avallo dell'assessore regionale, perché non dimentichiamo che Polimeni ha governato l'azienda senza mai essere stato contrastato dall'assessore, quindi insomma c'è una complicità delle scelte aziendali sulle politiche del personale. E stiamo vivendo una situazione drammatica, e la situazione drammatica che è una cosa, noi abbiamo reparti, la chiusura della mano che non è stata riaperta dopo la chiusura estiva, abbiamo alcuni reparti che rischiano di essere esternalizzati, l'RSA di San Vito, la PMA di Sacile, le radiologie di Sacile, di Magnago e di Spilimbergo verranno date in gestione al privato. E questa è la situazione drammatica. Allora noi dobbiamo intervenire su queste cose qua, la pediatria di Pordenone, ma farei veramente torto a ai servizi che non cito, insomma, il possibile chiusura del punto nascita di San Vito è molto probabile, anche qua scelte politiche che la regione deve decidere. Non possiamo, secondo la mia opinione, mantenere 2 punti nascita pubblici, tra virgolette, in città a Pordenone, quello dell'ospedale e quello del policlinico, perché quello del policlinico è convenzionato con il pubblico, e chiudere un punto nascita a San Vito. Bisogna investire su San Vito ed eventualmente togliere la convenzione col policlinico. Il policlinico può tranquillamente avere un punto nascita, però non può essere finanziato dai soldi pubblici. Dico questo perché sempre di più dietro la carenza del personale vera si sta privatizzando la sanità di questa provincia e anche della regione. Si sta sempre dando di più servizi
al privato convenzionato, soprattutto i servizi dove non c'è un rischio di impresa, quindi tutti esami radiologici e visite oculistiche, tutta una serie di prestazioni che non hanno costo di impresa per la struttura privata, e si va a perdere servizi pubblici che sono essenziali per tutti i cittadini, perché ricordiamo che il servizio sanitario nazionale deve essere pubblico e universalistico per tutti. Queste persone che rientrano sono una goccia, che però è una goccia che può aiutare a trovare un effetto tampone per un periodo, fin tanto che non si trovano professionisti nel mercato. Speriamo adesso a novembre nella laurea degli infermieri per poter integrare il personale in azienda, però anche questo servono per poter dare una risposta a persone che sono stanche, quelle che stanno lavorando da tanto tempo senza riposi, senza ferie e quant'altro, e tutto aiuta a sollevare, soprattutto in una fase in cui andiamo incontro all'inverno con tutte le malattie, a parte il Covid, malattie influenzali, che anche qua gli esperti dicono che quest'anno sarà un incremento dell'influenza in maniera esponenziale, visto che siamo stati 2 anni fortunatamente senza avere l'influenza, avendo il Covid, però quindi dobbiamo cercare di incrementare il più possibile il personale, pena, torno a dire, la esternalizzazione dei servizi pubblici, che è la cosa che non possiamo accettare come organizzazione sindacale, che crediamo nel pubblico, perché il pubblico è un servizio che viene dato a tutti, a prescindere dal portafoglio che uno ha in tasca. Eh sì, e qui dobbiamo agganciarci anche al fatto delle liste d'attesa che continuano a essere chilometriche. Ha citato oculistica prima, ormai gli appuntamenti parlano del 2025 addirittura alle volte, quindi insomma poi molte altre, e quindi come diceva lei c'è chi se le può permettere e chi invece deve aspettare, fatto salvo che in teoria le priorità dovrebbero garantire tempi consoni, ma questo non succede sempre purtroppo. Assolutamente no. Oculistica è l'esempio che è più citato, ma la cosa ancora più grave sono gli esami di monitoraggio, di controllo dei pazienti oncologici. Ogni giorno noi abbiamo segnalazioni di persone che devono fare soprattutto mammografie. Noi torniamo sempre al problema dei servizi di radiologia, mammografie di controllo per monitorare, per fare a distanza di mesi la situazione oncologica, che si trovano a dover andare nel privato, a dover andare a essere spostati all'esame. Sì, sono esami fondamentali per monitorare la salute di persone molto molto fragili, a rischio della vita. Quindi dobbiamo qua intervenire, qua dobbiamo far sì che il servizio pubblico non venga ancora di più indebolito, insomma, per la prevenzione, per la cura e per la riabilitazione di queste persone, soprattutto le persone fragili, e purtroppo gli oncologici sono quelli ancora più fragili di tutti. Per quanto riguarda invece i rapporti, diciamo, con la direzione, insomma, lo ha citato prima il dottor Polimeni, insomma, lì i rapporti sono stati molto travagliati con gli scioperi, eccetera. Adesso c'è il dottor Tonutti, insomma, alla guida dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Come sta andando? Ecco, ci sono degli incontri in vista, la situazione è migliorata da questo punto di vista, se non altro dei rapporti? Ma sicuramente, adesso qua non voglio come dire, fare gli elogi del dottor Tonutti, insomma, non è quello, anzi, però insomma i rapporti, il cambiamento di relazioni, insomma, dal primo giorno in cui è arrivato è cambiato tutto. Si dialoga, si trovano accordi, si fanno come dire, incontri sindacali dove ci si ascolta a vicenda, dove se le organizzazioni sindacali, l'RSU dell'azienda hanno proposte che hanno, come dire, un loro valore, la direzione le accoglie. Cioè non possiamo possiamo solo che dire che i rapporti sono completamente diversi. Vero è che stiamo gestendo una situazione, soprattutto, come dicevo prima, dal punto di vista del personale, che ce la portiamo dietro dal disastro della gestione precedente. Adesso il dottor Tonutti, una delle prime cose che ha dichiarato e che sta facendo è quello di far
contratti di lavoro più possibile a tempo indeterminato, ma dove non c'è una graduatoria di concorso, contratti a tempo determinato a 36 mesi. La dimostrazione è che le proroghe di quelli che sono già assunti li ha tutti prorogati a 36 mesi, insomma, che è il massimo che la norma ci permette di fare le assunzioni a tempo determinato. Quindi una risposta vera c'è stata. Purtroppo non troviamo i professionisti in questo momento e, come ho detto in altre occasioni, abbiamo perso il treno. Quando c'erano, e parlo del 2020, maggio, estate 2020, quando avevamo professionisti che lavoravano in azienda, che sono stati lasciati a casa dalla direzione precedente, ormai questi non tornano più. Quindi quando c'erano, non tantissimi, ma qualcosa c'era, non li abbiamo assunti. Adesso che ci sono le condizioni per poter dare anche dei contratti, come dire, a lungo termine, che è il massimo che la norma permette, purtroppo non si trovano. Non possiamo, alla domanda come va con la nuova direzione, va bene da questo punto di vista del dialogo. Purtroppo le risposte sono quelle che mancano, ma non mancano dal punto di vista proprio degli organici, che non si trovano. Insomma, questo è un problema serio. Sì, insomma, sono stati un po' presi, un po' rubati, un po' quelli che c'erano, quelli bravi, ma non solo quelli bravi, proprio quelli che c'erano, anche quelli appena formati dall'università, sono stati rubati un po' a destra e a sinistra. Adesso di fatto non ce ne sono più. C'è in vista qualche, insomma, diceva dalle scuole, ma insomma qualche altro concorso, qualcosa che può dare una mano, o la situazione è destinata di fatto a restare così? No, come dicevo prima, adesso dovrebbero laurearsi all'infermieristica 40 nuovi infermieri qua in provincia di Pordenone, che non sono tanti, nel senso che sono un numero consistente, che però non permette di garantire il turnover e di garantire il fabbisogno che oggi necessita in questa provincia. Di questi 40 bisogna capire quanti si fermano a Pordenone e quanti scelgono di venire in ASFO, perché il mercato è ampio, l'offerta c'è dappertutto, sia fuori provincia, nel privato. Noi dovremmo, quando dico noi organizzazioni sindacali, l'RSU, assieme alla direzione dell'azienda, cercare di non far scappare quelli che abbiamo, cercare di attrarre i neolaureati, però di non far scappare quelli che abbiamo. Purtroppo le dimissioni di personale, dimissioni volontarie perché scelgono altri lidi che siano in altre regioni piuttosto che nel privato, sono, non dico quotidiane, ma quasi, e questo è un problema che abbiamo segnalato alla direzione, anzi abbiamo fatto anche una proposta al direttore generale, quello di provare a fare un questionario interno, un monitoraggio interno per capire quali sono il disagio che sta vivendo il personale, per capire e per eventualmente intervenire in quei punti critici che il personale segnala, denuncia. Da quello che noi sappiamo ce n'è, soprattutto in questi anni, da mobilità selvaggia, no? Il personale spostato dall'oggi a domani da un ospedale all'altro, da un reparto all'altro. Noi dovremmo cercare di governare meglio la situazione che oggi abbiamo in azienda. Grazie, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata. Grazie a Pierluigi Benvenuto per averci aiutato, insomma, a comprendere un po' meglio quella che è la situazione, soprattutto nell'addestratagliamento. Grazie a voi, grazie ai telespettatrici e telespettatori. Finisce qui questa puntata di Screenshot, grazie a voi per averci seguito e buona serata.